Allora, siamo sempre con i giovani AGIA, quindi agricoltori della CIA di Padova come provincia, territorio. Cominciamo con lei, Presidente. Un aumento per fortuna c'è dei giovani in agricoltura, voi siete proprio testimonianza diretta, significativo. Legato a che cosa principalmente? Leggo anche un messaggio che è arrivato: chi non vorrebbe fare il lavoro più bello del mondo, una fatica fisica che ti ripaga tantissimo, altro che stare in ufficio. Questo scrive il nostro telespettatore. Prego. Diciamo che l'aumento, c'è stato un aumento, anzi c'è un aumento ogni anno del 2% degli agricoltori, cioè di giovani imprenditori agricoli che entrano nell'agricoltura. Attualmente le aziende agricole padovane sono 476, 476 però condotte da giovani? Condotte tutti under 40, sì, condotte under 40. Sì. L'8% diciamo che è un dato stimato dall'osservatorio agricolo dell'INPS, e che la media dell'Europa è 12%. L'impresa, i giovani ci sono, deve mettere in gioco, c'è un cambio, diciamo che il problema è che insomma il ricambio generazionale. È il ricambio generazionale. Il cambio generazionale tra la vecchia e la nuova generazione, perché i giovani hanno un punto di vista magari di ampliarsi, di andare verso la tecnologia, avere sempre l'avanguardia. E magari altre, e questa insomma è una bella cosa. Purtroppo ci sono ancora l'età media di 55 anni nelle aziende padovane, che il 30% sono anche età pensionabili, e quindi è un problema anche andando avanti anche per i terreni, per chi si occupa nel settore ci sono persone che come in tante cose hanno una certa età, dovrebbero andare in pensione, poi magari lavoreranno ancora, sì, ma non hanno un ricambio generazionale, quindi i figli hanno fatto altre strade completamente diverse, quindi non si sa anche a chi affidare questa azienda. Esatto, è un problema, perché infine ci sono tante aziende che magari chiudono perché non c'è una continuità del figlio che va avanti con l'azienda con nuove tecnologie, quindi è un problema anche nel futuro per l'agricoltura, anche i terreni magari poi restano magari incolti, e quello è un problema che esiste, esatto, che magari esiste già, però magari con altre aziende riesci a gestire, però non tutte le aziende hanno un ricambio generazionale. Vicepresidente, perché tanti giovani intraprendono altre strade? E quindi qual è un domani dovesse avere dei figli, trasmetterebbe questi saperi, questa passione per far sì che continuino l'attività, oppure c'è qualcosa che non funziona? Beh, senz'altro si cerca di trasmettere una passione che, come io da piccolo sono cresciuto in agricoltura, e allora la passione cresce fin da piccoli. Dopo a volte c'è qualche caso che magari cresce anche più tardi, magari hanno fatto altri studi e dopo si mettono in agricoltura perché vedono che la strada che hanno intrapreso non piace, e allora si mettono in agricoltura perché trovano una passione e un lavoro che gli piace. La riscoprono dopo, le esperienze fatte personalmente, diciamo. E diciamo a volte magari non c'è un continuato di generazionale, o per un discorso economico, a volte perché ci sono delle difficoltà che a volte, come il maltempo, non è previsto e i raccolti non vanno bene, e purtroppo i pagamenti a fine mese bisogna farli, o magari hai delle rate da pagare e non hai la possibilità, e alla fine quella è una delle cause che magari possono andare a morire, diciamo, un po' le aziende, che purtroppo quando un'azienda muore difficilmente riprende, diciamo, rinasce e riapre. Quindi ci sono difficoltà oggettive legate appunto a situazioni climatiche che possono mettere in crisi l'azienda agricola. Ci sono aiuti da questo punto di vista? A volte sì, ci sono degli aiuti, ma non sempre aiutano, diciamo, a sufficienza. Perché il clima purtroppo non è una cosa prevedibile, perché può andare un'annata secca come qualche anno fa, quest'anno è un'annata molto piovosa qua al nord, e ci sono difficoltà nelle semine di entrare in campo o nelle raccolte dei foraggi, che diciamo non è semplice.
e purtroppo portare a casa un prodotto sano non sempre è facile, e questo diciamo dopo magari è un prodotto che devi scartare e devi andare a acquistare dei prodotti sani per dare alimentazione agli animali, e questo ti dà delle difficoltà economiche, diciamo, ecco. Assolutamente. Qual è diciamo, la difficoltà, a parte questa, la difficoltà anche per molti giovani a prendere in mano l'azienda di famiglia oppure ad acquistarla? C'è un altro messaggio: ho 23 anni e anch'io avrei voluto avere un'azienda agricola, ma se non hai discendenze diventa molto difficile, non credete? Bisogna investire tanti soldi. E questa è l'altra domanda: qualora non ci fosse stata la famiglia o non ci fosse la famiglia, può un giovane buttarsi in agricoltura, comprare la terra, affittarla, eccetera, o effettivamente è difficile? Diciamo, al giorno d'oggi è un po' difficile a ripartire, cioè a partire proprio da zero con un'azienda. Quelli che hanno un'azienda, i giovani, è perché avevano un'azienda dai genitori o dalla famiglia, insomma, che c'era e che c'è ancora, insomma. Però ripartire da zero, cioè partire da zero con un'azienda non è facile, e ci serve tanti soldi da investire. E soprattutto se non hai il garante, i genitori che fanno da garante per investire dei soldi, al giorno d'oggi non è facile partire. Spero insomma che riuscirà qualcosa che aiuta i giovani a partire proprio da zero, quindi qualche prestito che magari viene da garante delle insomma, associazioni oppure qualcun altro, dove che il giovane riesca a partire da zero. Purtroppo anche al giorno d'oggi i prezzi sono aumentati, come sappiamo, e quindi non è semplice. Tutto, anche delle materie prime che servono per l'agricoltura. Esatto, quindi il guadagno qualche volta è anche fa anche pari le rotture, quindi non è solo magari dopo il mutuo, il prestito da pagare, ma ci sono anche le rotture di macchinari, quindi insomma è tutto un insieme. Rinnovare il parco macchine. Esatto, rinnovare anche il parco macchine. E da questo punto di vista l'innovazione, chiedo ad entrambi perché siete anche esperti in due settori completamente diversi, l'innovazione tecnologica e dall'altro anche meccanica, c'è più facilità ad accogliere da parte di voi giovani? Oppure sono già anche i genitori che tutto sommato se hanno entro i 50-55 anni sono propensi, perché se ci sono poi gli anziani che sono quelli over, magari quelli che possono essere i nonni che magari non diciamo che siamo noi giovani che spingiamo a fare nuove tecnologie, a prendere nuove tecnologie, nuovi attrezzi, sempre all'avanguardia. Poi i genitori, insomma, capiscono anche loro il meccanismo del macchinario, ma riguardando con l'esperienza propria, perché logicamente i genitori hanno sempre l'esperienza di noi giovani, noi mettiamo la buona volontà e la tecnologia che vediamo. Esatto. Però anche i genitori poi magari ci vengono dietro man mano, che i genitori, insomma, o i nonni hanno fiducia di provare, di vedere, e logicamente stiamo davanti a un mondo tecnologico, quindi insomma tecnologico, e quindi bisogna stare un po' all'avanguardia per anche le raccolte, anche per i processi che vengono fatti durante i periodi insomma della terra, della semina, della raccolta, di tante lavorazioni, quindi insomma. Cosa dice Vicepresidente per quel che riguarda anche l'esperienza? Diciamo che siamo più noi giovani che tendiamo più sulla tecnologia, perché vediamo che tende un po' a migliorare su certi aspetti le lavorazioni, anche tipo risparmio anche a livello economico, perché anche per esempio la guida satellitare sulle semine, di non sprecare magari il concime o la dose di semina, o anche i passaggi di replicatura, che allora diciamo si risparmia anche del gasolio. Cioè, la tecnologia alla fine ha un suo costo, però ha un risultato diciamo economico che ti riscontra indietro. Ecco, c'è chiedo un po' ad entrambi, cominciamo con lei, il passaggio generazionale, che vuol dire passaggio del testimone tra la generazione precedente, che poi in agricoltura insomma a 55 anni già incomincia ad avere una certa età, perché è un lavoro così non facilissimo, a meno che non ti metti a fare attività connesse, poi parleremo anche di queste.
E i giovani, è facile, o come succede in tante aziende di altri ambiti che non hanno niente a che fare con l'agricoltura, la generazione dei genitori tende a trattenere molto e a cedere poco, delegare meno, avendo sempre un po' la gestione, e questo fa soffrire le giovani generazioni? Non è sempre facile, perché dipende diciamo, da famiglia a famiglia, ecco. Perché nel mio caso sono stato fortunato perché io e i miei fratelli, diciamo, siamo stati introdotti in azienda e man mano abbiamo aggiunto delle novità come il caseificio, grazie anche ai nostri genitori a livello economico che ci hanno appoggiato, e anche l'allevamento cambiato dall'estrazione fissa all'allevamento a estrazione libera, diciamo, gli animali. Cosa vuol dire? Il sistema, diciamo, un po' una volta che delle vacche che sono tutte, diciamo, legate a catena con la mangiatoia, adesso sono libere, hanno i suoi box, diciamo, che sono liberi di muoversi all'interno della stalla senza essere vincolati, diciamo, ecco. E stanno meglio. Quindi il benessere animale diventa per il benessere animale è molto importante, perché si ha dei buoni risultati, sia dell'allevatore che fa una gestione migliore dell'allevamento, che anche la parte degli animali che hanno dei buoni risultati perché stanno meglio, diciamo, ecco. Ma questo del benessere animale viene appreso studiando oppure sul campo? Ci si rende conto di questo e si dice voglio puntare anche a questa cosa qua perché ne ho sentito parlare? Un po' e un po', diciamo, sia studiando che magari vedi i risultati, leggi i risultati, che anche applicando le proprie esperienze, che provi e vedi che alla fine ci sono dei buoni risultati, ecco, seguendo il benessere animale, o come anche la ventilazione sugli allevamenti. Sembrano cavolate, però come sentiamo noi il caldo, però sì. È sempre benessere, vuol dire. È sempre benessere, esattamente. Quindi ha una resa migliore anche nelle produzioni del sì, le rese magari non calano drasticamente nel latte, ma magari restano un po' più costanti, e anche gli affrescamenti degli animali attraverso delle doccette, diciamo, anche quello aiuta magari il caldo, specialmente i mesi di giugno e luglio, che sono quelli più tosti. O anche le spazzole, diciamo, perché anche loro, diciamo, il cambio, diciamo, di stagione deriva del prurito, e allora anche loro stanno meglio, diciamo. Dai, quindi utilizza anche di tutti i sistemi sì, che possono in qualche modo aiutare, diciamo, proprio il benessere dell'animale, diciamo, della vacca in sé. Ecco. Passaggio anche lì, il passaggio del testimone, com'è in generale, anche secondo il suo punto di vista? Beh, sono stato fortunato anch'io sul ricambio generazionale, perché alla fine anche i genitori si sono fidati, perché la prima parola, insomma, da dire, perché i genitori si devono fidare del figlio che sta entrando, ecco. Quindi lasciargli anche la responsabilità. Esatto, lasciare la responsabilità, perché infine un'azienda è una responsabilità da tenere, perché insomma ci sono dei soldi, c'è un investimento, ci sono tanti soldi, insomma, investiti. E sicuramente, insomma, i genitori li lasciano andare avanti perché infine arrivare a nuove tecnologie come insomma, tecnologie nuove. Ci sono tante altre magari aziende che i genitori sono ancora, diciamo, padre e padrone, oppure che non fanno andare avanti il figlio, quindi magari il figlio si stanca, va a lavorare fare l'operaio su altre aziende, e magari l'azienda poi domani non si lavora più in azienda perché perde la passione, perde quello che è insomma, l'obiettivo che vuole fare sull'azienda, ecco. Ne conoscete? Ne conoscete di... Sì, ce ne sono di aziende che magari il figlio, cioè non lascia spazio al figlio, il figlio dice perché devo stare a casa, quando magari voglio ampliarmi sull'azienda, ecco. E magari il padre non lo lascia, la mamma, sono i proprietari, quindi insomma dispiace, perché infine è il futuro, insomma, che dopo i genitori non c'è più continuità dell'azienda, e quindi anche questo è un problema, perché le aziende poi vengono insomma, vengono chiuse. Sì, assolutamente. Parliamo anche di sostenibilità, e poi anche di possibilità di guadagno. Sostenibilità, che valore ha per le giovani generazioni, se è così importante, rispetto dell'ambiente e non solo, e naturalmente rispondiamo anche ai vostri messaggi tra poco.